Nutrie, fagiani, lepri, anatre, aironi, sono almeno un centinaio gli animali selvatici morti avvelenati in un terreno agricolo a Gazzo Veronese. L'allarme è scattato stamattina quando sono state rinvenute le carcasse e si è visto che l'area, circa 2 ettari di terreno agricolo, non lontani dall'oasi del Busatello, sito di importanza comunitaria frequentato da molte specie selvatiche, erano cosparsi di mais avvelenato. Sul posto la polizia provinciale, che avrebbe già individuato il presunto responsabile, un anziano residente nel Mantovano, che avrebbe detto di aver agito per eliminare le nutrie che infestavano la zona. Gli effetti sono stati devastanti. Sul posto anche la Protezione Civile, il Comune, i Vigili Urbani, il Consorzio di Bonifica, ma anche diversi volontari. Sono state raccolte le carcasse degli animali e per quanto possibile i chicchi di mais. Una nota della provincia di Verona precisa che si teme che il veleno ingerito da diversi animali possa entrare nella catena alimentare dei predatori, tra i quali i rapaci. È stato coinvolto anche il servizio veterinario dell'ULSS 9 Scaligera. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha dato mandato ai suoi legali per sporgere denuncia per avvelenamento, disastro ambientale e uccisione di animali.